cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Sì e no, sì e no, perché non ti decidi mai, un po' ci sei, poi non ci sei, a volte poi non sei come vorrei, un'altra volta sì e no, sì e no, perché non ci capiamo mai, un po' ti dai, poi non ti dai, a volte sai, mi chiedo come fai, perché sei una discesa che va in salita, perché sei innamorata e cavolata vita, e con te che quando vinco perdo la partita, perché sei, tanto si sa cosa sei, cosa sei, perché con me, non dormi mai, un po' mi vuoi, ma sembra che la lite tu la vuoi, un po' ti dai, poi non ti dai, a volte sai, mi chiedo come fai, perché sei come un'antica margherita, perché sei innamorata e cavolata vita, e con te l'amore sempre rabbia sulle dita, perché sei innamorata e incasinata vita, perché La puntata odierna e quindi quella settimanale sarà dedicata sostanzialmente a quello che è l'esito del referendum. Non possiamo sottrarci infatti da quella che è un'analisi puntuale su quello che è avvenuto, su quello che poi alla fine hanno deciso gli italiani, o perlomeno gli italiani che sono andati a votare, e su quelle che potranno essere le ripercussioni e sotto il punto di vista politico e sotto il punto di vista soprattutto della tutela dei diritti, perché è bene ricordarlo,
non era in gioco una consultazione di carattere strettamente politico, perlomeno all'inizio, era in gioco la verifica dell'accoglimento o meno, della convalida o meno da parte del corpo elettorale di una riforma che era già stata approvata ed era passata a larga maggioranza nei due rami del Parlamento. Che cosa è avvenuto? Andiamo subito a quelli che sono i risultati, che sono sotto gli occhi di tutti. Il sì è stato minoritario al referendum, perché ha conseguito il 47% dei consensi, il 53% invece ha prevalso con il segno no. Quindi sostanzialmente si blocca qui, termina qui la riforma costituzionale che aveva previsto anche per il nostro paese la separazione delle carriere. Perché diciamo anche per il nostro paese? Perché è chiaro che gli italiani che la prossima estate dovessero farsi un giro all'estero si troveranno in una compagnia un po' particolare, perché se dovessero vagare per il mondo si troverebbero affiancati soltanto alla Cina e alla Russia, perché in Cina e in Russia non c'è la separazione delle carriere. Se dovessero decidere di farsi un giro i nostri italiani in Europa, sarebbero probabilmente bene accetti soltanto in Bulgaria e in Grecia, perché dei 27 paesi dell'Unione Europea, quelli che vengono definiti i paesi occidentali, quelli più avanzati sotto il punto di vista democratico, sotto il punto di vista dello sviluppo dei diritti civili e politici, pensate un po', soltanto in Grecia e in Bulgaria non vi è la separazione delle carriere. Quindi con questo voto sostanzialmente gli italiani fanno un passo indietro rispetto a quella che è una stagione delle riforme che il centrodestra ha cercato di portare avanti e che in qualche modo è stata in questo momento bloccata. È uno stop and go. Ecco, questo potremmo dirlo soltanto più avanti, quando riprenderanno i lavori parlamentari e soprattutto riprenderà il percorso delle riforme, perché a seguito di questa sospensione non battuta, vera e propria d'arresto, è chiaro che il nostro popolo di centrodestra e soprattutto quello della Lega ci impone di continuare a portare avanti il programma per il quale siamo stati votati, per il quale la maggioranza del Parlamento è stata votata nel 2022. Percorso di riforme che riguarderà necessariamente anche il settore della giustizia, ma nulla potrà essere come prima. Se c'è stata una novità in tutto questo contesto, al di là di quello che è l'esito, è che mentre forse l'impostazione dell'intera campagna elettorale, il centrodestra ha cercato di portarla avanti, soprattutto nei primi 2 mesi di campagna elettorale referendaria, parlando soltanto del quesito referendario, dicendo sostanzialmente: ma volete o non volete che il nostro paese si allinei a quelle che sono le grandi democrazie occidentali, con la separazione di quella che è la magistratura requirente, e quindi il pubblico ministero, tanto per essere chiari, rispetto alla carriera del magistrato giudicante, per evitare che ci possano essere dubbi sull'applicazione effettiva del diritto, sull'equidistanza dalle parti che deve avere un giudice, e soprattutto per far sì che quei giudici che non aderiscono alle correnti o che non ritengono che le correnti siano il dogma, che siano il verbo rivelato, possano necessariamente condizionare le loro scelte culturali, professionali, umane, ma anche le loro scelte nell'amministrare giustizia. E a noi piace ricordare, soprattutto in questi giorni, quelli che sono le indicazioni che sono venute fuori. Adesso lo possiamo dire perché è venuta fuori anche la fine della campagna referendaria, quindi non si può dire che stiamo entrando con una gamba tesa all'interno del gioco referendario. Le indicazioni che provengono, ad esempio, da 2 procuratori della Repubblica in giro per il nostro paese, e ci stiamo riferendo al procuratore della Repubblica di Varese e il procuratore della Repubblica di Lecce. Sono 2 grandi realtà che rappresentano un po' le realtà medie del nostro paese di 60 milioni di persone,
ma che al di là dei grandi centri urbani, al di là di Milano, di Roma, di Napoli, è un paese nel quale 2/3 della popolazione vive all'interno di quelli che sono i centri medi, i centri urbani, né troppo piccoli né troppo grandi. E quindi se il procuratore della Repubblica, il procuratore capo di Varese e il procuratore capo di Lecce si sono spesi durante questa campagna elettorale per il sì, quindi contro quelle che sono state le indicazioni della NM sostanzialmente, o dei vertici della NM, contro quelle che sono state le indicazioni di tanti aderenti a quella che è la cosiddetta magistratura militante, ebbene, allora andiamo a vedere che cosa hanno detto e che cosa hanno in qualche modo teorizzato per gli sviluppi futuri. Ebbene, entrambi, sia il procuratore di Varese che il procuratore di Lecce, hanno sostanzialmente ribadito questo concetto. Le correnti hanno di fatto schiavizzato quello che era il libero convincimento di alcuni magistrati nel portare avanti scelte per ricoprire incarichi, per ricoprire ruoli, per indicare i dirigenti dei grandi uffici giudiziari del nostro paese. E quindi sostanzialmente questi due procuratori della Repubblica, come altri magistrati, magari forse più in silenzio, avevano ribadito l'importanza di questa riforma per essere davvero liberi, per potersi lasciare alle spalle qualsiasi tipo di condizionamento che di fatto poi viene adottato al momento in cui ci sono le grandi scelte nell'amministrazione della giustizia, soprattutto nella ripartizione degli incarichi più importanti del nostro paese, che vanno a coincidere poi con i presidenti di Corte di Cassazione, con i procuratori generali, ma anche con gli stessi vertici della Procura Nazionale Antimafia. Ebbene, avevano detto qualche cosa in più, avevano detto speriamo che si vinca questo referendum, perché altrimenti anche all'interno di quella che è la magistratura si rischia di portare avanti quello che è il catalogo dei buoni e dei cattivi. E allora permettetemi, anzi permetteteci in queste ore di dispensare due manifestazioni di solidarietà e di abbracci. Allora, la prima manifestazione di solidarietà è a favore non solo di questi due procuratori della Repubblica, ma di quelle centinaia di magistrati che in modo silente, in modo rispettoso del proprio ruolo, senza fare propaganda elettorale, perché non è questo che la Costituzione dice, non è questo che la Costituzione impone al magistrato, ebbene nel silenzio ma con grande compostezza questi magistrati hanno votato sì, convinti di potersi liberare di quella che è l'angheria, il sopruso delle correnti, e convinti di poter amministrare giustizia esclusivamente applicando l'articolo 101 della nostra Costituzione, che ha due commi meravigliosi, il primo e il secondo. Il primo ci ricorda che il processo e quindi di fatto le sentenze devono essere amministrate, devono essere portate avanti in nome del popolo, quindi il popolo qualche cosa conterà anche all'interno di quello che è un orientamento nella applicazione di quelle che sono le norme. E il secondo capo, il secondo comma dell'articolo 101 ci ricorda che il giudice è sottoposto soltanto alla legge. Allora queste centinaia di magistrati che ci sono in giro per l'Italia, che in modo silente, in modo rispettoso e soprattutto con grandissima coscienza hanno portato avanti le ragioni del sì, a loro va il nostro abbraccio, la nostra riconoscenza e la nostra massima solidarietà, sperando soprattutto che per i prossimi anni nel loro lavoro non vengano isolati e che in qualche modo non vengano additati per essere stati i diversi rispetto a quella che secondo altri doveva essere una sorta di deliberazione unitaria, una sorta di credo dogmatico per portare avanti la battaglia contro la politica, però non per portare avanti la battaglia di legalità. E quindi la prima categoria alla quale noi rivolgiamo una manifestazione di solidarietà e di abbracci per questo esito referendario è sicuramente quella dei magistrati non militanti, ma dei magistrati che hanno portato avanti il senso dello Stato, il senso delle istituzioni e soprattutto il rispetto dei diritti civili e politici con libertà, votando sì.
Bene, poi il secondo tipo invece di solidarietà e di abbracci va necessariamente ad una seconda categoria, che è la categoria però della politica. La politica portata avanti dalle regioni e dalle province nelle quali si è registrata la prevalenza del sì. Quelle regioni e quelle province che danno però uno spaccato molto particolare del nostro paese, perché se andiamo a vedere le regioni, le province dove c'è stato un tasso del sì come voto di gran lunga più alto rispetto al no, e allora vediamo che ai primi 3 posti vanno a posizionarsi il Veneto, il Friuli e la Lombardia, con l'eccezione di Milano, e sempre tra i primi posti abbiamo il Lazio, ma non il Lazio con Roma dentro, il Lazio delle province. Quindi le province del Lazio, tranne Roma, hanno votato con una prevalenza netta a favore del sì. Anche la provincia di Reggio Calabria a favore del sì. Chi ha votato a favore del no in larghissima maggioranza sono 2 regioni come la Campania e come la Sicilia, in cui obiettivamente dei problemi legati a certe tipologie di reati sono sotto gli occhi di tutti. Allora c'è qualche cosa che non quadra e che non va, e allora la belva civile non può stare zitta rispetto a quelle che sono state le considerazioni portate avanti da parte di Gratteri, del procuratore capo di Napoli, quando in più di qualche occasione aveva ribadito il concetto secondo il quale poi ha detto, mal interpretato, di essersi spiegato male, che a favore del sì ci sarebbero stati soprattutto coloro che delinquevano o coloro che avevano a che fare con i reati di mafia. Ebbene, mi sembra che alla fine, parliamo soltanto di un dato statistico, i reati di mafia che sotto il punto di vista della celebrazione dei processi avvengono in queste 2 regioni particolari, che hanno sicuramente una prevalenza di persone per bene, hanno sicuramente una prevalenza di persone che sono ligie al diritto, che sono ligie alle regole del buon vivere civile. Ebbene, però se da una parte c'è la prevalenza di quelle che sono le persone, possiamo definirle, che non si macchiano di reati, e però non mi sembra che ci voglia uno studio particolare, una laurea particolare in statistica per ribadire che, guarda caso, proprio a Palermo e a Napoli ci sono le percentuali più alte come rilievo di reati che in qualche modo hanno a che fare con il 416 bis. Quindi la riflessione, forse in questo caso il procuratore di Napoli, all'esito di quello che è il voto, dovrebbe fare al contrario, perché se alla fine si sceglie in quelle zone, in quelle regioni, di votare abbondantemente per il no, qualcuno allora ci fornirà una spiegazione logica, una spiegazione razionale, perché altrimenti parliamo solo e null'altro di cortocircuito. E allora siamo obbligati a cercare di analizzare quello che è successo. Possiamo dire che questo circa 60% della popolazione che è andata a votare, perché il risultato sotto il punto di vista della partecipazione al voto è un risultato sicuramente importante e considerevole, corrisponde poi a quello che è il sentiment di carattere politico che va a incidere anche su quello che può essere l'esito della prossima campagna elettorale che molto probabilmente si andrà a celebrare nella primavera del 2027, che riguarderà la consultazione per le elezioni politiche. Non c'è questo automatismo, anche perché la percentuale di chi va a votare per le politiche è più alta sicuramente rispetto a chi va a votare per il referendum, ma un campanello d'allarme ed una riflessione sicuramente deve essere portata avanti anche all'interno di chi vota per il centrodestra. La vicenda della guerra sicuramente non ha aiutato questa consultazione elettorale, e se viene fuori dalle prime indagini statistiche che vengono fornite da quelli che sono gli istituti demoscopici, e quindi gli istituti che in qualche modo
ci danno anche la stratificazione del voto sotto il punto di vista anagrafico, ad esempio per chi hanno votato i giovani o per chi ha votato la fascia media della popolazione, dobbiamo renderci conto che la domanda che è stata rivolta a chi ha votato no è una domanda che riguarda soprattutto l'incidenza della vicenda della guerra, dello scoppio della guerra, soprattutto le ultime questioni che riguardano il Golfo Persico, rispetto a quello che è il condizionamento, seppur indiretto, che c'è stato sul voto. Bene, il messaggio che è venuto fuori forse poteva essere un messaggio un po' più tempestivo, un po' più lineare, perché se il messaggio sulla guerra all'inizio è stato quello di non giudicare, per cui è passato il leitmotiv non si condanna ma neppure si approva, un messaggio come questo certamente è difficilmente metabolizzabile, è difficilmente potabile da parte di quella che è l'opinione pubblica media e soprattutto l'opinione pubblica dei giovani che vanno a formarsi e che oggi non vogliono sentir parlare neppure lontanamente di guerra, di armamenti bellici, non vogliono neppure lontanamente sentir parlare di problemi, perché la loro fase di crescita, la loro fase di maturazione di carattere psicologico e culturale impone a loro di concentrarsi rispetto ad altre priorità. Ecco perché sicuramente qualche errore c'è stato di comunicazione in questa campagna elettorale, perché quando si è scelto poi negli ultimi 10-15 giorni di parlare non più esclusivamente di referendum, ma di parlare anche di politica e di contrapposizione tra poli, tra schieramenti, e per il centrodestra diveniva magari un po' troppo tardi. Allora, Remelis Perpensa, bisogna sempre ripartire da quelli che possono essere degli errori di valutazione. Ecco, ricominciamo con l'elmetto fin da oggi e fin da domani a riparlare di quelli che sono i grandi temi che interessano alla nostra popolazione. Quindi ricominciamo a parlare quotidianamente di quelli che sono i risultati che si stanno ottenendo sul piano economico-finanziario, sulla possibilità che il nostro paese sia considerato oggi effettivamente il motore dell'economia occidentale e soprattutto il motore della economia in Europa, perché la stabilità di 4 anni di governo ha reso credibile e autorevole la nostra presenza sui tavoli internazionali. Se il governo di centrodestra oggi viene preso come punto di riferimento, il nostro governo di centrodestra, bene, deve avere il coraggio quotidianamente di rivendicare quelli che sono i traguardi tagliati, quelli che sono gli obiettivi raggiunti. Certo che devono permettere tutti, anche e soprattutto gli alleati, la massima espressione di quelle che sono le realizzazioni del programma del centrodestra, sì, ma in modo particolare del programma della stessa Lega. E perché se non si passa velocemente a quella che è la fase attuativa dell'autonomia differenziata, è chiaro che rischiamo di non portare a casa un grande traguardo che possiamo definirlo probabilmente forse l'unico vero traguardo costituzionale che si possa centrare all'interno di questa fase risicata terminale della legislatura. Sul premierato è probabile che adesso si ricomincerà a portare avanti il tavolo, ma forse non ci sono più i tempi tecnici. È chiaro che la vicenda delle riforme costituzionali che riguarda la giustizia è una vicenda che in questo momento il popolo e soprattutto il contesto elettorale ci chiedono di abbandonare o di far scivolare, e allora bisogna concentrarsi su quella che è l'attuazione attraverso le leggi ordinarie delle riforme di cui questo paese ha ancora bisogno, riforme che riguardano il fisco, continuare ad insistere per una pacificazione fiscale, per far sì, come ha sempre sostenuto la Lega, che coloro che hanno avuto difficoltà in passato per mettersi a posto, per mettersi in regola con il fisco, ma che vogliano davvero contribuire con quelle che sono le ragioni dello Stato, lo possano fare davvero, grazie all'attuazione anche della rottamazione quinques, grazie all'utilizzo di altri strumenti che diano certezza di parità
non tra accusa e difesa, perché non stiamo parlando di processi, ma di parità di intenti tra il contribuente e lo Stato centrale. Come su tutta la materia previdenziale, la Lega continua a ribadire il concetto che la Fornero è una legge che vada cancellata. Adesso costa tanto, costa troppo cancellarla? Sicuramente stiamo parlando di numeri importanti, ma è un problema di priorità. Ecco, il nostro governo deve farsi carico di quelle che sono le priorità, che non sono soltanto della Lega, ma che sono della maggioranza, della stragrande maggioranza degli italiani, per evitare che in qualche modo si realizzino eventuali corticircuiti anche in futuro tra il messaggio che passa durante una competizione elettorale e quello che è il sentiment, perché se oggi noi facessimo un nuovo sondaggio per verificare se la maggioranza della popolazione è per il sì rispetto alla riforma sulla giustizia, sicuramente la maggioranza della popolazione è per il sì. Il problema è che però poi conta chi è che va a votare effettivamente, chi mette l'urna all'interno della scheda, e se il centrosinistra è andato a votare in massa, mentre qualcuno pigramente del centrodestra non l'ha fatto, e non conta il sentiment, ma conta la comunicazione, conta riuscire a far passare il messaggio in ordine all'importanza del voto per la realizzazione di un programma di centrodestra che sicuramente continua a corrispondere con il programma della stragrande maggioranza degli italiani. Quindi uno stop and go, sì, sicuramente uno stop and go e nulla di più, ripartire con maggiore sforzo, con maggiore lena, facendo ammenda di qualche errore compiuto, perché remedius perpensa, le cose si possono rivedere in funzione sempre di un interesse comune, un interesse superiore, che è quello della nostra nazione e che è quello degli italiani. Avete ascoltato La belva civile.